Da Treviso a Pontida per dare il ben servito a Silvio Berlusconi. Secondo i calcoli della segreteria organizzativa del partito, saranno 1000 i leghisti che domenica mattina si metteranno in viaggio dalla Marca per partecipare all'annuale raduno della Lega Nord. 10 pullman in partenza da 7 località, oltre un centinaio le auto private. E quest'anno nei bagagliai non troveranno posto solo salami e formaggi, ma soprattutto bandiere e striscioni. Più che una festa, una rivolta. La base è stanca e chiede a Umberto Bossi di intimare l'ultimatum al Premier. Credo che l'alleanza Lega-PDL non è in discussione, casomai è il leader che viene messo in discussione per delle strategie politiche necessarie in questo momento. Se Bossi non fa qualcosa di eclatante, di esplosivo a Pontida, non possiamo continuare altri 2 anni e mezzo come è stato fatto fino adesso. Cavalli, non voglio ronzini, voglio puledri puri sangue. I big saranno sul palco, ma assicurano di stare con le ragioni e con gli umori del popolo. C'è il militante che è portato alla Lega di lotta più che alla Lega di governo, ma questo è anche naturale. Almeno una volta all'anno riunisce tutti i soci, tutti gli azionisti e si confronta direttamente con loro. Chi non ha mai visto Pontida magari non potrà non capire questo. Chi l'ha vista ha capito che veramente c'è il confronto a Pontida. Dopo l'1-2 amministrative e referendum, anche il Carroccio trevigiano si aspetta una svolta dal governo. La possibilità a Pontida di rimarcare il nostro ruolo non solamente a livello territoriale ma anche a livello governativo, quindi mi aspetto anche una spinta sulle riforme e su un'accelerazione anche sulla pressione fiscale.